Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. L'antica abbazia di Sesto a Reghena, porta d'occidente del Friuli per i cristiani, biglietto da visita per i turisti, in questo punto a cavallo tra culture, parlate, tradizioni radicate mantenute vive nei secoli. La parola all'abate, Don Giancarlo Stival. Dopo un periodo di chiusura totale, che è stato inevitabile, adesso si sta ripartendo. Non ci sono ancora i grandi gruppi, ma ci sono i singoli, le famiglie, ci sono i piccoli gruppi e quello che è importante non vengono soltanto dalla zona, anzi più che dalla zona vengono da lontano, dall'Italia e anche dall'estero. Quindi c'è speranza che qualcosa si riparte e soprattutto si ricostruisce qualcosa, Certo. A livello di rapporti, a livello di conoscenze. Soprattutto ricordiamo che il Friuli è un po' caratteristico, no? Proprio per per il suo turismo religioso in un certo senso. Sì, non solo. Il turismo religioso è importante, ma ci sono tante altre cose belle in Friuli. E noi siamo all'ingresso proprio del Friuli, siamo una specie di biglietto da visita e da qui si può andare dove si vuole, Trieste, Aquileia, Cividale, Udine, la montagna, e si parte da qua, si comincia qua. Certo. Senta, la particolarità di questa abbazia. Questa abbazia ha una particolarità, è antichissima, risale la fondazione al 730 d.C. È stata ricostruita dopo le distruzioni operate dagli Ungari dal 960 d.C. al 1300 e qualcosa. Dopo o si trasforma qualcosa o si lascia cadere, ma non si crea niente di nuovo, quindi quello che c'è è quello terminato nel 1300. E poi soprattutto dentro ci sono delle cose, dei tesori, sia gli affreschi di scuola giottesca del 1316-1320, poi l'urna di Sant'Anastasia, che è un'opera longobarda di scultura bellissima del 750 più o meno d.C., un Vesperbild, c'è una pietà che risale alla fine del 300, inizio del 400, di scuola tedesca e tante altre cose belle, insomma. Come ha detto lei, biglietto da visita, no? Si entra in Friuli da queste parti e da qui si può raggiungere Aquileia da una parte e soprattutto Cividale anche dall'altra, no? Sì, dirò di più, che ci sono molti gruppi, soprattutto di stranieri, che oltre Aquileia, Cividale, oltre Trieste, oltre Udine, oltre tutto questo tante cantine, tanti prosciuttifici, e fanno un turismo un po' più completo, ecco. Certo, poi magari un amen, giusto per riprendere la via, come si dice in questi casi, no? Sì, ma è bello perché è tutta gente serena, ecco. Certo. Non hanno fretta molte volte, anche perché qua vicino abbiamo delle cose anche relativamente belle. Abbiamo per esempio Cordovado, che è un borgo stupendo, c'è Portogruaro, che è una bella città e che affascina la gente che viene da fuori, soprattutto per il suo raccoglimento, ma soprattutto per il suo essere quasi come Venezia, con il canale, con le calli, eccetera. Sono cose molto belle. Poi anche questa abbazia ha questa particolarità che oltre ad avere un'ottima strada di collegamento si può tranquillamente arrivare anche per la via fluviale, no? Sì, un po' meno, ma c'è questa possibilità. Ci sono sul Reghena, che è il fiume che passa qua, ci sono due abbazie, c'è questa e l'altra è quella di Sumaga, anche quella è una vecchia abbazia e anche quella sulle rive del Reghena. Senta, per concludere, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Ma se la gente vuole godersi un po' di arte, un po' di cose belle, un po' di aria fresca, un borgo vecchio rimasto tale quale, non fa altro che viene da queste parti e si accorgerà che ci sono ancora cose molto belle nel nostro Friuli. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità,
performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.